Giuseppe ha 30 anni, viene da Partanna e anche lui è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora Giuseppe, tu sei in cerca della donna ideale, Sì. l'anima gemella. L'anima gemella. Innanzitutto parliamo di te. Quanto tempo è che tu sei singolo senza donna? Ma è un 2 anni. 2 anni. Quindi sì. tu hai 2 anni completamente che sei solo. Sei solo, sì. Sei separato? Sì. C'hai figli che stanno naturalmente con la tua ex? Sì, stanno con la mia ex. Tu lavori? Sì, faccio il panettiere. Il panettiere. C'hai un forno di proprietà? Sì, un forno quindi di proprietà. hai una bella attività. Sì, oppure terre. Che c'hai? Terre, cioè terreni, cioè terreni, proprietà. proprietà. C'hai case tue di proprietà, Casa, quindi finanziariamente stai bene. sì. Cioè l'importante è questo, Sì. l'importante è questo. La macchina ce l'hai, Sì, naturalmente? la macchina ce l'ho. Che macchina c'hai? A 7 Cordoba. La Seat? 7 Cordoba. Cordoba, buona, una bella macchina. Va bene, allora Giuseppe, parliamo di questa donna che noi siamo in cerca, Sì, giusto? Parliamo dell'età. Allora, io la cerco dai 28 fino a 32 anni. Dai 28 fino ai 32. Deve essere casalinga questa donna oppure va bene anche se è separata? Cioè, No, è questa single. che? Cioè la vuoi single? Sì, Che non sia separata. che non sia separato. Esatto, cioè che non abbia avuto mai figli né matrimoni, sì. eccetera, eccetera. Vabbè, stavo ripetendo poco fa, la vuoi casalinga oppure che lavori? Che lavora. Che lavora? Cioè la donna casalinga non ti piace o è la stessa cosa? Ma uguale. Uguale, o casalinga o che lavora. Cioè tu la puoi mantenere? Sì. Sì, l'importante è questo, l'importante giusto? è questo. Va bene, Giuseppe, parlaci un po' di te, che tipo di carattere hai? Come ti descrivi? Descrivi sì, la tua persona. Sono un po' timido. Timido. Vabbè, la timidezza naturalmente fa parte del carattere. Di solito le donne adorano la timidezza, certo, naturalmente nei limiti. Certo. Continua poi. Cosa mi piace? Lo sport. Sì. Che sport fai? No, non lo pratico, però... Cioè sport non ne fai? No. Però ti piace? Però cosa mi piace? Però lo vorresti fare? Sì. Che tipo di sport vorresti fare? Ma tennis, calcio, basket, queste cose. Anche, non lo so, palestra? Palestra. Ciclismo ti piace pure? Ma un Ciclismo poco. no. Culturismo ti piace? Sì. Sì. Quindi ti piacerebbe fare questi sport, solo che purtroppo magari forse tiro a indovinare per colpa del tuo lavoro? Sì, non ho tanto tempo. Hai poco tempo a disposizione, sì. quindi l'importante è immaginarsi di fare questi sport. Sì. Va bene Giuseppe. Poi cosa mi piace? Cosa ballare, andare ti piace ballare? in discoteca. Ci vai in discoteca? No, è quando viaggio se ci vado. Esatto, cioè in discoteca ci vai solo quando viaggi. Quando viaggio. E di solito quando è che viaggi? Ma è verso settembre, così. Settembre. Cioè tu in discoteca ci vai solo a settembre, quando viaggi? Sì. E il viaggio quanto dura? 11 giorni. Quindi tu per 10 giorni praticamente ti diletti ad andare nelle discoteche. Cosa mi diverto. E in quale discoteche vai di solito? Ma io vado praticamente verso all'estero. All'estero. Verso la Spagna. Esatto, quindi ti piace Spagna, magari Malta, frequentare quelle discoteche lì, mega discoteche, perché sono gigantesche. Sì. Hai girato il mondo? Sì. Ti piace viaggiare? Sì, viaggiare molto. Ascolti musica? Sì, musica. Che tipo di musica ti piace ascoltare? Musica quella straniera. Straniera, cioè la musica da discoteca ti piace? E la musica italiana ti piace? Un poco. Un poco. Non tanto. Ascoltami un'altra domanda. Ti giudichi un tipo romantico? Ma sì. Sì. Cioè ti piacciono le paroline d'amore, le coccole? Sì, vuole. Ti piace coccolare la tua lei, magari fargli dei regalini? Sì. Ti piace? Mi piace. Esatto. Va bene, amiche telespettatrici, lo state guardando, Giuseppe, 30 anni di Partanna, è in cerca dell'anima gemella, della donna ideale. Giuseppe va cercando una donna che parta dai 28 e arrivi massimo ai 32 anni. Stavo dicendo, preferenze, bionda, bruna, come dovrebbe essere? Ma è uguale, non ho preferenze. Non hai preferenze? No. O bionda o bruna è la Bionda stessa è cosa? la stessa cosa, sì. Mentre la vuoi alta, sì? Un po' alta. Alta quanto dovrebbe essere minimo? 1,70 m, 74. Tu quanto misuri?
1,80 m misura. 1,80 m, quindi la vuoi abbastanza altina, mi sembra giusto. Vabbè, ripeto, amiche telespettatrici, per tutte quelle di voi che lo voressero contattare, Giuseppe, 30 anni di Partanna, non possono fare altro che chiamare al suo numero telefonico che state vedendo in sovraimpressione. Giuseppe è qui, si vuole sistemare, è una persona seria, lavora, c'ha una bella macchina, c'ha delle proprietà, la cosa importantissima, perché al giorno d'oggi se non c'è la sicurezza l'anima gemella non si trova. C'ha delle proprietà, c'ha terreni, c'ha case, giusto Giuseppe? Giusto. Per cui sta bene finanziariamente, per cui per tutte quelle di voi che lo volessero contattare, ripeto, non possono fare altro che chiamare al numero che state vedendo in sovraimpressione, quello è il numero di Giuseppe. Allora Giuseppe, in questo momento ci sono le telespettatrici, quelle donne dai 28 ai 32, che stanno decidendo se chiamarti oppure no. Vuoi dare un messaggio particolare guardando la telecamera? Vai. Ma il messaggio, speriamo che mi contattino, sarò disponibile. E niente. Perfetto. Amiche telespettatrici, ripeto, chiamatelo perché Giuseppe qui è una brava persona e si vuole sistemare. Per la rubrica dei cuori solitari Alberto vi saluta e vi saluta naturalmente Giuseppe. Giuseppe. Ciao ciao. Ciao ciao.